terza e ultima tappa del secondo ciclo dei Tesori Veronesi 2012, che chiude anche l'intera edizione annuale. Siamo qui a Verona per quanto riguarda l'area centrale e metropolitana, e l'oggetto delle visite saranno 3 domus romane, 3 ville, una più bella dell'altra, che appunto sono la testimonianza degli insediamenti romani nella nostra città. Una sotto la sede del Banco Popolare di Verona in piazza Nogara, la seconda in via San Cosimo presso l'Istituto Figli di Gesù, e poi la terza e ultima villa, la Domus Romana, in quel di Valdonega. 3 momenti molto importanti che vogliono appunto essere la chiusura di questo tour provinciale alla riscoperta della Verona romana. Questa tappa diventa un'occasione per aprire le porte di alcuni siti che solitamente sono chiusi per il pubblico, sono chiusi per la cittadinanza, proprio perché insistono su aree private, e quindi i Tesori Veronesi diventano proprio il lasciapassare per aprire al più ampio pubblico possibile queste meraviglie storico-monumentali. Ci troviamo a Verona, nella zona denominata Valdonega, specificatamente alla Villa Romana appunto di Valdonega, una residenza molto importante di un signore molto facoltoso romano, che qui aveva probabilmente la sua seconda casa. Una struttura molto importante, perché importanti sono le decorazioni che sono state qui ritrovate appunto negli anni 50. Troviamo una prima sala, colonnata su 3 lati, con un mosaico all'interno molto semplice, ma particolare invece sono le decorazioni poste tra le colonne, dei pannelli policromi che ospitano dei tralci di vite con bellissimi uccellini, tutti diversi l'uno dall'altro e realizzati con grande qualità e raffinatezza. Le colonne poi, anche queste, erano decorate, andando a realizzare quindi un bellissimo impatto ottico con le pareti che erano quindi affrescate con i 3 colori tipici, il giallo, il rosso e il nero, dando un effetto ottico di illusione molto importante che sprofondava ed ampliava lo spazio rispetto a quello reale. Per chi fosse interessato a visitare la villa può chiedere informazioni al centro turistico giovanile in via Santa Maria in Chiavica, oppure le scuole vengono spesso a visitare questa villa. La villa viene però aperta anche al pubblico a partire da aprile a ottobre, durante il primo fine settimana di ogni mese. Ci troviamo all'interno degli scavi della Domus di Piazza Nogara. Sono scavi effettuati nel 1976 e che, grazie a questi scavi, vediamo alla luce una delle domus più estese del nord Italia, sicuramente di Verona. Si tratta di una domus che copre un vasto arco cronologico dal I secolo a.C. al secolo VI d.C. E abbiamo un vano aperto centrale con tutti i vani abitativi laterali che si affacciano verso questo primo vano centrale, e con varie fasi sia di rifacimento che di abbellimento della domus stessa. Ci troviamo nella zona meridionale di Verona, molto vicini alle mura e molto vicini all'altra area di scavo di via San Cosimo. La domus copre più o meno 400 metri quadri di estensione
ed è un esempio molto importante all'interno dell'archeologia e dell'edilizia di epoca romana. Nel corso del secondo-terzo secolo d.C. la domus si è dotata di pregevoli mosaici e questo testimonia sicuramente la presenza di un ceto benestante che utilizzava questa domus quotidianamente come abitazione, ma che aveva un gusto particolarmente raffinato nella scelta dell'apparato decorativo dei propri vani abitativi. Ci troviamo adesso all'Istituto delle Figlie di Gesù in via San Cosimo e sono presenti in questo sito dei resti di epoca romana riferibili ad una domus con alcuni ambienti, dei mosaici molto belli e la cosa più interessante sono le strutture riferite alle mura cittadine. Sono presenti, diciamo, le tre età delle mura. Le mura di epoca repubblicana sono state realizzate in mattoni, in laterizio, quindi risultano alla vista, insomma, rosse, mentre l'aggiunta di epoca di Gallieno è stata fatta con il riutilizzo di materiale di recupero e lo stesso vale per l'epoca di Teodorico, che ricostruisce delle mura leggermente spostate rispetto a quelle di epoca repubblicana. Fine edizione 2012 dei Tesori Veronesi è d'obbligo un ringraziamento sentito a tutte le amministrazioni comunali che hanno collaborato durante tutte le 6 tappe di questa edizione, a tutte le realtà che a vario titolo sono state coinvolte, ai privati come nel caso di Verona che hanno permesso l'accesso ai siti che solitamente sono chiusi. È chiaro che i Tesori Veronesi sono un'iniziativa della provincia di Verona, dell'assessorato ai beni ambientali, ma non può realizzarsi se non vi è la fattiva collaborazione appunto delle realtà territoriali che di volta in volta hanno ospitato le diverse tappe. E poi è anche doveroso un ringraziamento alla società Provincia di Verona Turismo che ha gestito la logistica e l'organizzazione, proprio l'esecuzione del progetto attraverso delle figure molto preparate e specifiche che di volta in volta hanno saputo accompagnare i turisti e gli appassionati alla scoperta del patrimonio monumentale, del patrimonio ambientale, mettendo in campo le migliori risorse come guide.